Lutto nel mondo del calcio. È morto a soli 19 anni Andrea Rinaldi, centrocampista del Legnano. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Atalanta, era approdato nella società Lilla 2 anni fa. Andrea se n'è andato dopo essere stato ricoverato per 3 giorni a causa di un aneurisma cerebrale che lo ha colpito venerdì 8 maggio nella sua casa di Cermenate. La morte della giovane promessa non ha lasciato indifferenti le società in cui ha militato. L'Atalanta ha diffuso un comunicato in cui ricorda la determinazione del calciatore e il suo sorriso gentile. E anche il Legnano ha espresso il proprio cordoglio per un ragazzo strappato via nel fiore degli anni, con una vita davanti e con una carriera che prometteva traguardi luminosi. Il Newcastle sogna in grande e tra gli obiettivi di mercato per la prossima stagione ci sarebbe Gareth Bale. In attesa di novità nella trattativa per la cessione della società, i possibili nuovi proprietari hanno grandi ambizioni e, panchina da assegnare a parte, con Pochettino in pole e anche la presenza di Allegri sullo sfondo, pensano alle possibili stelle da ingaggiare. Tra gli altri si parla anche di Koulibaly, Coutinho, Cavani, Mertens, ma per il Daily Mail c'è anche il gallese del Real Madrid, Gareth Bale, nel mirino del club inglese. L'ex Tottenham ha un contratto con i Blancos fino a giugno 2022. Ogni estate si parla di un suo addio alla Spagna, ma alla fine è sempre rimasto a Madrid. Quest'anno, però, lo scenario potrebbe cambiare. Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, sogna 2 conoscenze della Serie A per l'attacco dei Gunners. Si tratta di Mauro Icardi e Federico Chiesa. Entrambi gli attaccanti, per motivi diversi, potrebbero cambiare squadra nella prossima stagione e il tabloid inglese The Sun li inserisce nel possibile 4-2-3-1 dei Gunners. Il futuro di Icardi è sicuramente incerto. Il Paris Saint-Germain deve decidere se riscattarlo o meno. Se ciò non accadesse, tornerebbe all'Inter, ma con poche possibilità di restarci. Chiesa invece potrebbe chiedere alla Fiorentina di essere ceduto. In quel caso ci sarebbe la Juventus in pole position. Il Paris Saint-Germain si aggiunge alla lista degli estimatori di Dries Mertens. L'attaccante belga, da settimane ormai, viene accostato a diversi club, tra i quali Inter, Chelsea e Atletico Madrid. A questi deve aggiungersi, secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il club parigino. I campioni di Francia vedrebbero in lui il sostituto ideale di Edinson Cavani, ormai in scadenza. Considerando il fatto che il prossimo mercato sarà caratterizzato dall'austerità e dall'impossibilità di intavolare trattative a cifre folli, Mertens, a parametro zero, è una di quelle occasioni da non lasciarsi scappare.